Al via domani le manifestazioni sul Santo Nero ad Agrigento, San Calogero. Nuovo attentato incendiario a Naro, alla cooperativa Libera Terra, tanti gli attestati di solidarietà. Arrestato spacciatore a Palermo che forniva droga ai VIP, tra i clienti anche l'ex presidente dell'ARS onorevole Gianfranco Miccichè, che però non è indagato. Nuova adesione al partito di Totò Cuffaro, il sindaco di Realmonte Lattupi, alcuni consiglieri aderiscono al partito. Sabato mattina presentazione ufficiale presso la sede ad Agrigento. Aumentano i dati delle nuove imprese Sicilia, secondo il report Confindustria Cerved. Tante le novità in casa dell'Agragas e dell'Empedocrina. Benvenuti con l'edizione di TV Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con San Calogero, la festa più amata degli agrigentini. Abbiamo fatto un servizio, ci siamo recati stamani presso il santuario di San Calogero e abbiamo visto com'è la situazione. Al via da domani venerdì le manifestazioni inserite nel programma della festa di San Calogero, il Santo Nero venerato dagli agrigentini. Si inizia alle ore 7:30 la prima Santa Messa, quindi alle 19 quella con i pellegrini della parrocchia Beata Maria Vergine della Divina Provvidenza, accensione e illuminazione straordinaria della città, quando alle 20:30 c'è l'inaugurazione con Venera Villa in piazza Stazione a cura dell'Associazione dei Portatori di San Calogero. Sabato 1 luglio giornata dei confrati e dei portatori con le messe alle ore 7:30 e alle 9, quindi alle 17 l'ingresso della banda Giuseppe Verdi di San Biagio Platani che suonerà per le vie della città. Quindi si entra nel vivo della festa, la prima domenica di luglio, giorno 2, dove alle 5 del mattino già il santuario sarà aperto ai fedeli. Alle 10:30 la Santa Messa seguita da Don Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, insieme alle autorità civili e militari della nostra città, animato dal coro Magnificat. Quindi la festa nelle sue varie eventi durerà tutta la settimana fino alla prossima domenica. Giorno 9 luglio, intanto già fervono i preparativi, tanti fedeli che si recano al santuario per la benedizione del pane di San Calogero e donarlo ai propri cari, agli amici, in senso di fedeltà e di riconoscenza al Santo Nero più amato della città. Sì, senz'altro è una festa molto sentita, è importante per gli agrigentini, la festa San Calogero. Il messaggio centrale quale può essere? È che il santo è sempre un intercessore, un compagno di viaggio, ci ha dato il buon esempio con la sua vita cristiana, con la sua predicazione, oggi ci invita a seguirlo nella santità e quindi poterlo ricordare, poter celebrare la sua festa non è soltanto per divertirci, assolutamente, non è solo questo, ma anche per riflettere, pregare e crescere nelle virtù cristiane. Ecco, la festa si snoda in 2 settimane, la prima che dicono che sia dedicata ai forestieri, la seconda agli agrigentini. Ecco, a parte questo, come si svolgerà, diciamo, la manifestazione? Ma il programma è abbastanza nutrito, sono in chiesa, nel santuario, ogni ora ci sarà la Santa Messa, poi i gruppi parrocchiali che vengono organizzati in pellegrinaggio e si recano qui al santuario. E poi, finita la messa prima di mezzogiorno, ecco, la statua di San Calogero esce in processione portata dai soliti portatori e quindi le vie della città che sono già segnalate nel programma. Sia la prima che la Santa Domenica più o meno hanno lo stesso programma, solo che viene anticipato un po' l'orario nella seconda domenica. L'altra cosa che volevo dire è che l'altra processione serale, dopo le 20 e le 21, allora è una processione partecipata dal clero, partecipata dalle comunità parrocchiali e diventa anche un momento di grande preghiera, mentre la mattinata è più una manifestazione popolare di affettuosità verso il santo. Per carità, nulla da criticare, ognuno ama il proprio santo con il proprio cuore e con i propri modi più congeniali. Però ecco, distinguiamo la festa popolare del mattino e la festa ecclesiale del pomeriggio. Oggi stiamo vedendo la fila per la benedizione del pane, è un atto
diciamo, molto sentito dai fedeli. E poi c'è anche la vicenda del pane lanciato. Sì, il pane è sempre questo simbolo che attribuito a San Calogero, che lo dava agli ammalati. Dai balconi le famiglie buttavano il pane per evitare il contatto e il contagio, e così il santo poteva dare ai poveri il pane che riceveva. Certo, questa usanza di buttare il pane dai balconi è stata sempre contrastata, sempre proibita dalle autorità religiose principalmente, però il popolo a volte non ascolta perché si lascia prendere dal proprio impulso affettivo. Però oggi questa usanza è molto meno praticata e si preferisce dare dei buoni pane ai poveri. Perfetto. Quindi tante persone mi vengono a dare dei buoni da distribuire ai poveri. Oh Dio di misericordia, fonte di ogni santità, tu che santifichi l'universo, benedici questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, e per la potente intercessione di San Calogero concede le grazie che ti vengono chieste. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Nuove intimidazioni alla cooperativa Libera Terra di Naro, incendiati 30 ettari di superficie coltivata, numerosi gli attestati di solidarietà che arrivano da tutte le parti. Piena solidarietà arriva alla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra di Naro da parte dell'associazione Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino, rappresentata da Vincenzo Gallo e da Giuseppe Palilla. La cooperativa da 11 anni con sacrifici e liberi condizionamenti che pure sono stati tentati gestisce alcune centinaia di ettari di terra strappate alle famiglie mafiose in contrada Gibesi e Virgilio dalle parti di Naro. Sequestri e confische si sono concretizzati grazie alla legge Rognoni-La Torre e alla ucume e caparbietà investigativa del giudice Rosario Livatino, ucciso da quella stessa mafia andata a nozze con la SID il 21 settembre del 1990. In questi giorni, ancora una volta, i terreni condotti dalla cooperativa guidata da Giovanni Loiacono insieme ai soci lavoratori devono fare i conti con l'arroganza mafiosa. Un vasto appezzamento di oltre 30 ettari coltivato a grano in contrada Gibesi è stato incendiato. Sulla natura dolosa ci sono pochi o nessun dubbio, i focolai sono partiti da punti diversi, addirittura da porzioni di terreni loro assegnati e divise da ampie strade asfaltate. Si tratta dell'ultimo episodio dei continui danneggiamenti avvenuti tra il 2019 e oggi, che hanno fatto registrare un'allarmante escalation. L'attività della cooperativa Rosario Livatino Libera Terra dà fastidio, dà ancora più fastidio il messaggio di legalità e affermazione dei valori anche di giustizia sociale. L'affermazione sul territorio dello Stato non piace ai mafiosi e ai delinquenti, anche quelli sulla carta estromessi dal possesso e dall'uso dei terreni confiscati ai criminali parassiti che sfruttano la povertà, l'ignoranza e la paura. A questo punto, continua l'associazione del giudice Rosario Angelo Livatino, ci rivolgiamo al prefetto di Agrigento Filippo Romano, al procuratore della Repubblica facente funzioni Salvatore Vella, al questore di Agrigento Emanuela Ricifari, alle forze dell'ordine, ma anche al Presidente della Repubblica, al Capo del Governo, al Ministro degli Interni, affinché con atti concreti si adoperano per affermare lo Stato di diritto e la legalità insieme alla democrazia dei cittadini onesti. A quel punto l'associazione Amici del Giudice Rosario Livatino chiede che da subito e per il futuro sia attivato lungo i terreni di contrada Gibesi e Virgilio gestiti dalla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra da maggio all'avvenuta trebbiatura un sistema di vigilanza tramite torrette affidate al corpo forestale in cui i preposti possono segnalare in maniera tempestiva e utile i principi di incendio ai campi di cereale e limitarne quindi il danno. Per l'associazione Amici Rosario Livatino questa soluzione servirebbe a dare un concreto segnale alla presenza dello Stato e del possesso esclusivo da parte dell'istituzione dei terreni sottratti alla mafia e alla criminalità. E già lo scorso 5 luglio del 2022 una manifestazione in solidarietà fu organizzata dal Cartello Sociale di Agrigento insieme ad altre associazioni di volontariato siciliano e diversi sindaci del territorio agrigentino, a testimonianza che la cooperativa non era sola.
La solidarietà non basta più, oggi siamo ovviamente vicini alla cooperativa Livatino Libera Terra Mia, ma credo che le parole non bastino davvero più, anzi credo che siano divenute davvero inutili. È possibile pensare che ciclicamente quella che oggi è l'unica realtà creata sui terreni confiscati alla mafia possa rimanere ostaggio dei violenti? Questo quanto dichiarato dal sindaco di Naro in una sua nota stampa. Arrestato a Palermo uno spacciatore di droga dei VIP, tra i clienti anche l'ex presidente dell'ARS, onorevole Gianfranco Miccichè, che però non è indagato. Arrestato il pusher dei VIP, tra gli acquirenti ci sarebbe stato anche l'ex presidente dell'ARS, onorevole Gianfranco Miccichè, che però non è indagato. Il GIP Antonella Consiglio ha disposto una misura cautelare per 6 persone, alle quali vengono contestati a vario titolo diversi episodi di vendita e cessione di droga a clienti della Palermo Bene. Tra gli indagati c'è Mario Di Ferro, gestore del ristorante Villa Zito, accusato nel provvedimento di aver procurato e ceduto cocaina, tra gli altri, all'ex presidente dell'ARS, Gianfranco Miccichè, che non è indagato. Prima di poter dire qualcosa devo capire cosa c'è nell'inchiesta in cui non sono indagato, ma posso dire che sono dispiaciuto per Mario Di Ferro, è un caro amico che conosco e frequento da tanti anni. Andavo alle sue feste, che erano sempre molto divertenti, frequentate da tantissima gente e dove non ho mai visto della droga. Così dichiara l'ex presidente dell'ARS ed ex leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. Sull'inchiesta a cui non è indagato su un presunto giro di spaccio di sostanze stupefacenti della Palermo Bene. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore del capoluogo Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido. Il procedimento nasce da una intercettazione disposta nell'ambito di un'altra indagine, da qui la necessità degli investigatori di avviare gli approfondimenti che hanno poi rivelato che il ristoratore era protagonista di un'intensa attività di vendita di cocaina a una selezionata clientela palermitana, attività che svolgeva nel suo locale e divenuto il luogo di spaccio. Si è arrivati così ad accertare diversi episodi di cessione di droga che l'indagato avrebbe realizzato con l'apporto di altre persone come Gioacchino e Salvatore Salamone, già condannati per spaccio in un processo sui traffici di clan mafiosi palermitani. Di Ferro si sarebbe rivolto a loro per rifornirsi della stupefacente e avrebbe anche usato i suoi 3 dipendenti come pusher. Sia Salamone che i dipendenti sono indagati. Di Ferro sono stati dati i domiciliari, a Salamone la custodia cautelare in carcere, ai 3 dipendenti di Villa Zito è stato imposto l'obbligo della firma. Stop a fine legislatura agli aumenti ISTAT per i deputati dell'ARS, il servizio di Margherita Trupiano. Per i prossimi anni, fino a fine legislatura, non ci saranno aumenti per i deputati dell'ARS. Ce ne eravamo occupati qualche settimana addietro anche noi, raccogliendo delusione e sconcerto dei siciliani per una norma che avrebbe voluto regalare alle già abbondanti buste paga dei deputati all'ARS altri 870 euro circa per l'adeguamento ISTAT al tasso di inflazione. Una norma da tanti definita vergognosa, specie se rapportata all'esiguo lavoro sviluppato dall'Assemblea regionale siciliana, è uno schiaffo ai siciliani alle prese con disoccupazione, lavoro che quando c'è è precario e mal pagato e crisi che impone quotidiane fughe di cervelli al nord e all'estero. Ebbene, ieri questa norma assolutamente irrispettosa di una popolazione in affanno è stata stoppata con la cosiddetta manovra bis che, con un emendamento, neutralizza l'adeguamento ISTAT fino a fine legislatura. Un tentativo di riprendere credibilità innanzi ai siciliani. Avevo preso l'impegno di fare votare questa norma non appena possibile. L'abbiamo fatto senza riflettori addosso e senza pressione mediatica. Era un atto dovuto, così ha detto il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. E nuove adesioni arrivano alla DC di Totocuffaro in provincia di Agrigento, e la volta del sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, del fratello Rino e di diversi consiglieri comunali. Sabato la presentazione ufficiale presso la sede di Agrigento del partito della DC. Continuano le adesioni al partito di Totocuffaro in provincia di Agrigento. Oggi è la volta del sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, del fratello Rino e dei consiglieri comunali Assuntina Infurna e Roberto Iacono, insieme alla squadra che ha sostenuto il primo cittadino
nelle scorse elezioni regionali, che aderiscono quindi alla Democrazia Cristiana. Sabato 1 luglio alle ore 10 ad Agrigento, nella sede della segreteria provinciale dell'ADC al Villaggio Mosè, una conferenza stampa di presentazione. Ci saranno il presidente nazionale dell'ADC Totò Cuffaro, il capogruppo dell'Ars onorevole Carmelo Paci, il commissario dell'ADC di Realmonte Piero Puccio. Abbiamo deciso di aderire alla Democrazia Cristiana e il commento di Sabrina Lattuca perché vogliamo spenderci in un partito liberale, moderato, democratico e cristiano. Finora sono stata impegnata con liste civiche e nelle ultime tornate elettorali mediante un accordo di programma da indipendente. Rino Lattuca, fratello del sindaco di Realmonte Sabrina, è già stato consigliere comunale a Porto Empedocle, presidente della 4ª commissione elettorale e nell'ultima elezioni è stato candidato anche a sindaco. Il nostro paese, commentano i fratelli Lattuca e i consiglieri comunali in Furno e Iacono, hanno bisogno di uomini e donne che, credendo nei valori della Democrazia Cristiana, si spendono per la gente. Ringraziamo il segretario nazionale Totò Cuffaro, l'onorevole Pace, il coordinatore Puccio, per averci accolto affettuosamente, facendoci sentire parte di questa strada e manifestandoci stima e grande fiducia. Positivi i dati dell'economia siciliana, secondo un report stilato da Confindustria Sicilia e dalla Cerved. Nel rapporto stilato dalla Confindustria con il Cerved si registra un boom delle piccole e medie imprese in Sicilia nell'anno 2022. Ecco i numeri principali. La Sicilia il 2022 segna infatti per Confindustria l'anno di ripresa dopo lo shock pandemico. La Sicilia è tra le regioni italiane, con il Molise, la Puglia e la Calabria, che registra il maggiore aumento di piccole e medie imprese in Italia. Il dato, più 7,2%, è superiore alla media italiana e alla media del nord, del centro e del mezzogiorno. Resta alto il costo del debito sopra la media italiana e sopra quella del sud. Sul fronte del valore delle imprese, calcolato dagli indicatori di bilancio, il ROE, Return on Equity, ossia la redditività del capitale proprio in ogni azienda, non ha subito alcuna variazione. Dal 2021 al 2022 per la media delle imprese in Sicilia. Il dato è positivo se si guarda al confronto con le medie delle altre aree del paese. Il ROE delle imprese diminuisce nella media italiana e anche nelle grandi aree, mezzogiorno, centro e nord. Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia, afferma come stiamo lentamente uscendo dall'emergenza, ma se vogliamo colmare il divario strutturale tra il nord e il sud è necessario un rilancio a livello del sistema del paese. Per Albanese occorre una spesa efficace ed efficiente, solo così il PNRR rappresenterà per noi un'occasione storica. E poi bisogna potenziare gli strumenti a supporto delle imprese per affrontare i costi delle trasformazioni green e digitale. Occorre farlo subito e adesso, afferma Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia. E il prossimo 5 luglio in Sicilia attiva il test del servizio nazionale denominato IT Alert. Margherita Tropiano. L'appuntamento per tutti i cellulari della Sicilia è il 5 luglio alle ore 12. Tutti infatti riceveremo il messaggio IT Alert. Sarà un test per verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi e raccogliere indicazioni dagli utenti per implementare il servizio e portare i cittadini a conoscenza di questo nuovo sistema. È un servizio che sarà gestito dalla Protezione Civile che si prefigge di inviare una notifica a chiunque si trovi nell'area interessata da un pericolo. Il test è già partito in altre regioni d'Italia e si palesa con un messaggio riportante il seguente testo: questo è un sistema di test di allarme pubblico. E se ne sta già facendo un gran parlare, vengono ampiamente smentiti i problemi di violazione della privacy. È stato spiegato altresì che non è necessario né scaricare app né tantomeno registrarsi da qualche parte. Sarà però fondamentale per la fruizione del servizio che il telefono cellulare sia acceso, connesso alla rete e non in modalità aereo. IT Alert dunque genererà informazioni immediate che raggiungeranno
rivolgeranno ai cittadini delle zone interessate per informarli di maremoti, attività vulcaniche, collasso di grandi dighe, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica, ancora incidenti in stabilimenti che trattano sostanze pericolose e naturalmente eventi climatici estremi. Per i siciliani dunque appuntamento il prossimo 5 luglio alle ore 12 per il test del servizio. Un appello di Mare Amico di Agrigento viene fatto al comune di Menfi per una bonifica del porticciolo turistico della cittadina, che da 27 anni detiene la bandiera blu. Nota stampa dell'associazione Mare Amico di Agrigento, sempre attenta alle problematiche del territorio e del mare, che afferma come la cittadina di Menfi da 27 anni detiene la bandiera blu, che rappresenta il massimo riconoscimento della qualità del mare. Purtroppo, continua Mare Amico nel suo intervento, non si può dire lo stesso del suo porticciolo turistico. La zona di levante di Menfi risulta insabbiata e ricolma di resti di posidonia oceanica in putrefazione. Tutto ciò provoca una riduzione del numero delle barche che possono attraccare in porto con problemi igienico-sanitari causati dalla marcescenza di queste piante che si depositano sulla sabbia. La nota di Mare Amico conclude dicendo: serve un intervento urgente di bonifica superficiale e un progetto di dragaggio del porticciolo, come si evince dalle immagini stesse. Presentato a Palermo in anteprima nazionale il macchinario proveniente dagli Stati Uniti d'America in grado di fare una scansione dell'essere umano per generare un avatar certificato che potrà muoversi e soprattutto vivere la vita nel metaverso. Il macchinario è stato messo a punto dall'azienda italiana State One con l'intento di creare un metaverso incentrato sul business all'interno della realtà virtuale. Il metaverso è ora vuol dire che siamo arrivati dopo 1 anno e mezzo di produzione proprio alle porte del metaverso. Fra un mese e mezzo già qualche utente potrà entrare all'interno del metaverso e provarlo. Il metaverso è ora proprio per questo motivo, perché siamo quasi pronti. Praticamente nell'estate avremo la possibilità di far provare a tanti utenti il metaverso. Il metaverso in questo momento è una parola molto inflazionata, essenzialmente è un'unione di tante tecnologie, dal VR alla R, però per parlare di metaverso noi dobbiamo identificare un ambiente che in questo momento noi lo identifichiamo come la mega city, la mega città di State One, dunque il nostro metaverso, 225 milioni di metri quadrati, dove è possibile all'interno fare di tutto, andare al parco giochi, andare a aprire la propria attività, girare col proprio avatar e interagire con le persone. Posso andare a comprarmi un vestito, farmelo arrivare a casa, comprare un orologio o tantissime altre cose. Il metaverso dunque è la possibilità di portare la propria vita all'interno di un ambiente virtuale. Questo macchinario è uno dei 10 macchinari presenti nel mondo. In Italia è il primo, l'utente sale su una pedana, resta immobile, la pedana invece gira alla base e vengono scattate in contemporanea più di 200 fotografie e quindi l'essere umano viene scansito totalmente nel peso, altezza, misura. Addirittura se abbiamo una magliettina con una scritta o un logo viene presa tutta la scritta, cioè è precisissimo nella sua scansione e rende, la cosa importante è che rende certificato l'avatar. Cosa significa avatar certificato nel metaverso? Significa che quando un avatar entra presso un'attività commerciale, parliamo sempre di metaverso ovviamente, viene riconosciuto in quanto tale perché è stato certificato nella blockchain. Siamo orgogliosi di essere artefici di alcune anteprime a livello nazionale, sicuramente dico questa è una di quelle che ci rende orgogliosi. Non vorrei vedere Palermo come Truman Show, però penso che sia importante invece raffigurare il passato, poter prendere dalla tecnologia tutte quelle risorse, tutte quelle opportunità che possono migliorare, rendere più partecipe, più interattivo proprio la nostra città. 3 magliette per denunciare il degrado e i problemi della città. Satira Agrigentina donerà il ricavato in beneficenza. C'è il servizio di Margherita Trupiano.
Vinni l'acqua con tanto di punto interrogativo? I love Sinicciola, una lapazza e per sempre. Sono le scritte che campeggeranno sulle magliette blu con scritta arancione che ha elaborato Satira Agrigentina, fortunato e graffiante profilo Facebook gestito dal geniale Alfonso Cartanilica, che ha deciso, a seguito di pressanti richieste da parte del suo gigantesco gruppo di fans e seguaci, di fare elaborare e avviare una vendita a fini benefici delle 3 magliette. Un'idea nata con una sua sola personale t-shirt per lanciare, come sempre nel suo stile intelligente e divertente, dapprima uno, poi ben 3 appelli su criticità ataviche della nostra città: la carenza idrica, la necessità di scerbare vie, piazze, viali, scale, interi quartieri e chi più ne ha più ne metta, e la presenza crescente e indiscriminata di pericolosissime lapazze volte ad evitare tragedie, ma il cui rimedio è peggiore del male, considerato che rimangono poi ad imperitura presenza, ostacolando e creando ulteriori problemi ad auto e pedoni. È l'acutissimo e creativo Cartanilica, noto per i divertentissimi e pungenti filmati che denunciano lo stato di degrado della città, ha raccolto una serie di punti vendita che sono enumerati sul profilo Satira Agrigentina e che si sono resi disponibili a raccogliere le prenotazioni di quanti vorranno acquistare le magliette, che hanno il costo di 10 euro ciascuna, il cui importo raccolto andrà poi in beneficenza alla mensa della solidarietà. Complimenti per il singolare e inimitabile impegno ad Alfonso Cartanilica. E vediamo ora i risultati di una brillante operazione antincendio che si è svolta presso l'isola di Lipari. Nei giorni scorsi i militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, sotto il coordinamento del comandante del porto, hanno condotto un'esercitazione volta a testare la prontezza di intervento in caso di incendio a bordo di unità navali. Nel caso di specie è stato simulato un incendio a bordo di una motonave adibita al trasporto dei rifiuti urbani, la MN Green Lipari, nelle acque antistanti al porto di Sottomonastero. La richiesta di soccorso, pervenuta tramite canale VHF dal comandante della nave, ha fatto attivare immediatamente la macchina organizzativa dei soccorsi. Infatti la dipendente motovedetta SAR CP 875 è intervenuta immediatamente insieme ad una pattuglia a terra di militari che hanno raggiunto rapidamente la zona interessata, creando un'area di sicurezza al fine di consentire il corretto intervento alla squadra dei vigili del fuoco. Prezioso ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico e della viabilità nell'ambito portuale è risultato il contributo fornito dal personale dell'Arma dei Carabinieri, della Protezione Civile e della Polizia Municipale, così come imprescindibile si è dimostrato l'apporto del comando di bordo del gruppo ormeggiatori e battellieri delle Isole Eolie e del Pratico locale, i quali, operando sotto il coordinamento dell'autorità marittima di Lipari e in piena sinergia, hanno contribuito a garantire in maniera determinante la corretta e brillante riuscita delle operazioni. L'esercitazione, che si inserisce nell'ambito di una serie di attività che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari effettua ad ampio respiro, ha il fine ultimo di testare il livello di training del personale, nonché garantire quelli che sono i compiti istituzionali volti alla salvaguardia della vita umana in mare, alla vigilanza e sicurezza in ambito portuale e tutela dell'ambiente marino e costiero, compiti di istituto prioritariamente demandati al personale del corpo delle capitanerie di porto, guardia costiera. È tutto pronto a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, per la festa della Tonnara che si svolgerà questo fine settimana. Tutto pronto a San Giorgio di Gioiosa Marea per la festa della Tonnara, giunta alla sua 9ª edizione, un weekend dedicato al mare, alla cultura e al divertimento. L'associazione Vivi San Giorgio si appresta a organizzare la tanto attesa festa della Tonnara, che si terrà il 1° e 2 luglio presso la splendida località balneare di San Giorgio, con il patrocinio del comune di Gioiosa Marea. La manifestazione si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano trascorrere un fine settimana all'insegna della sostenibilità, del turismo e dei prodotti di prima qualità, con una serie di eventi che coinvolgeranno il pubblico di tutte le età. Il sabato 1° luglio prenderà il via il programma con un interessante convegno dal titolo Mare Sostenibile, turismo e prodotti di prima qualità, che avrà luogo alle ore 18.
L'ospite speciale di questa conferenza sarà Marco Robertini, autore del libro Il diario dei miracoli, che condividerà le sue esperienze e riflessioni sulla salvaguardia del mare e l'importanza di promuovere un turismo responsabile. A seguire, alle ore 20, i partecipanti avranno la possibilità di deliziare il proprio palato con una gustosa degustazione di pane con acciughe e pomodori, un connubio di sapori mediterranei che rappresentano l'autenticità della cucina locale. La serata culminerà con il concerto Luna Rossa tributo a Renzo Arbore, in programma alle ore 21:30. Gli spettatori potranno godersi le indimenticabili melodie e le coinvolgenti performance del gruppo musicale che renderà omaggio al grande artista italiano. La giornata di domenica 2 luglio sarà altrettanto ricca di eventi emozionanti. Alle ore 19:30 si terrà un'altra degustazione di pasta e panini a base di tonno, una prelibatezza che delizierà i palati di tutti i presenti. Alle ore 21 la SD Planet Dance Team di Simona Foti e Fabio Caleca si esibirà in un affascinante spettacolo di danza sportiva che regalerà emozioni a tutti gli appassionati di questa disciplina. A seguire, alle ore 21:30, sarà la volta del liscio e dei balli di gruppo che coinvolgeranno il pubblico grazie all'orchestra spettacolo I Senza Regole. I partecipanti potranno scatenarsi sulla pista da ballo e divertirsi al ritmo delle note coinvolgenti. Infine, alle ore 23 ci sarà un atteso momento di suspense con il sorteggio di una crociera nel Mediterraneo, un'opportunità unica per vivere un'esperienza indimenticabile a bordo di una nave da sogno. La Festa della Tonnara, nona edizione, vi aspetta quindi nel borgo marinaro di San Giorgio di Gioiosa Marea il 1° e 2 luglio. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. E vediamo questo servizio su Maristele, elicotteri militari in esercitazione. Un anniversario importante, quello che si celebra oggi, che celebra soprattutto il lavoro quotidiano che svolgete per il territorio. Sì, esatto, 60 anni sono un bel traguardo, considerando che poi questa è la prima base della Marina Militare, elicotteristica della Marina Militare, nata nel 63 appunto sul seguito del primo Marieliport, piccolo Marieliport che c'era ad Augusta, quindi sì, è un'occasione importante per noi. Vogliamo ricordare quali sono i compiti della base? Ma i compiti istituzionali primari sono ovviamente per noi il supporto alla squadra navale, quindi la sorveglianza degli specchi d'acqua antistanti la Sicilia, lo stretto di Sicilia, ma ovviamente insistiamo molto sul territorio, quindi i compiti fondamentali sono anche il supporto alla protezione civile, antincendio boschivo che è appena iniziato, come ogni anno abbiamo un elicottero pronto a decollare in un'ora per poter intervenire su eventuali incendi nella zona del Catanese e non solo. E poi c'è l'aspetto formativo. L'aspetto formativo, grazie che me l'ha ricordato, fondamentale. Questa è nel 63 nasce una base, nel 64 nasce l'allora ufficio corsi e tirocini, dove venivano formati tutti gli equipaggi di volo della Marina Militare. Ufficio corsi e tirocini che da quest'anno, dai primi mesi di quest'anno, ha cambiato anche denominazione in centro formazione equipaggi di volo, perché abbiamo dato una nuova connotazione ed ha assunto un ruolo molto più importante rispetto anche al passato. Il parco elicotteri sarà progressivamente sostituito per altri tecnologicamente più evoluti? Sì, corretto, abbiamo già iniziato. Noi in questo momento abbiamo 2 gruppi di volo, il secondo gruppo elicotteri con gli AB212, ormai l'elicottero quarantennale, e il terzo gruppo elicotteri con gli H101, che invece è un elicottero che è arrivato nei primi anni del 2000, e che quindi questo elicottero lo terremo ancora per molti anni. Abbiamo già iniziato la transizione, è arrivato il 1° gennaio di quest'anno l'NH90, stiamo facendo l'amalgama necessaria per poter avere le capacità per supportarlo logisticamente e operativamente. Prevediamo prossimamente di avere altri elicotteri e poi diciamo, progressivamente, gradualmente dismettere il 212 e passare all'NH90. Dotazione di uomini e mezzi attuale? Siamo circa poco più di 500 persone e circa 20 macchine, 20 aeromobili. Sabato un'altra giornata importante con l'Open Day. Sì, sabato mattina dalle 9:30 alle 18 la base sarà aperta a tutta la popolazione civile, quindi aspettiamo tutti veramente con ansia, con gioia. Ci sarà da divertirsi anche per i più piccini, vedere elicotteri, simulatori e giochi di ogni tipo, quindi interessante da fascia d'età dai 6 ai 60 anni, agli 80 anni, ai 100 anni, la base è aperta a tutti, vi aspettiamo con ansia. Sì, ammiraglio, allora tutti gli equipaggi di volo delle forze navali partono dal centro di formazione qui della base di Maristei.
Sì, questo è un progetto molto importante per noi, che è stato sviluppato recentemente, che vede qui il centro della realizzazione nella sede di Maristei Catania, ma non è altro che lo sviluppo del vecchio ufficio corsi e tirocini che nasce agli albori dell'aviazione navale, sempre in questa sede. Fondamentale l'addestramento in un'area particolarmente impegnativa e collegata anche a tanti rischi, che è quella delle operazioni aeree, che sono essenziali per l'operatività della squadra navale. E allora poi in cosa si concretizza, diciamo, questa attività? È quella che noi chiamiamo manovra della squadra navale, che ci vede impegnati in tutta quell'area che va sotto il nome di Mediterraneo allargato, concetto geopolitico e geostrategico, recentemente citato dal Presidente Meloni durante una visita in India, dal Capo dello Stato nel suo discorso di fine anno. Quindi dall'Atlantico, dalle coste orientali degli Stati Uniti, fino al Pacifico, passando per il Mediterraneo, incluso l'Artico, il Golfo di Guinea, il Mar Rosso, il Golfo Persico, l'Oceano Indiano e il Pacifico, ci sono nostre unità navali, e a bordo delle nostre unità navali impegnate in attività di sicurezza marittima o di addestramento, per esempio abbiamo 3 navi che si addestrano con gruppi portaerei della Marina statunitense contemporaneamente in questi giorni in queste diverse aree. Ci sono gli elicotteri, c'è il personale delle forze aeree, ci sono i nostri velivoli, 102 velivoli che rientrano nelle forze aeree della Marina, quindi un grosso impegno a 360 gradi in tutte le aree del mondo. Quindi nelle operazioni internazionali ci saranno tecnologie più evolute, no? Di cui saranno dotati questi elicotteri? Sì, considerate che quest'anno, nel 2023, proprio nel 60° anniversario, viene costituito adesso il terzo polo a Maristei Catania, nel senso che oltre agli elicotteri H101 e agli AB212 verranno i modernissimi ultimi SH90, che sono la spina dorsale delle forze aeree, saranno a bordo delle unità tecnologicamente più avanzate e quindi piano piano rimuoveranno gli attuali AB212. Ecco, gli SH90 sono davvero lo stato dell'arte, con spiccate capacità antisommergibili, con capacità di trasporto tattico, logistico, a supporto anche della Brigata San Marco, dei nostri incursori, quindi una macchina molto versatile, molto potente e molto avanzata. Quindi questa sarà l'evoluzione dell'immediato che riguarda il parco degli aeromobili di Maristei Catania. La rana e lo scorpione, questo è il libro scritto da Pietro Busetta, economista siciliano, che sarà presentato domani presso la Sala Fazzello del Museo Archeologico di Agrigento, l'evento organizzato anche dall'Associazione Società Agrigentina Storia Patria di Franco Zanini. Il libro scrive sul ripensare il Sud senza essere migranti né briganti. E passiamo ora allo sport con il servizio di Carmelo Lendini sulle novità in casa dell'Empedoclina e dell'Agragas. Martedì scorso, nel tardo pomeriggio, allo stadio Collura di Porto Empedocle, il presidente Alessandro Termini ha presentato alla stampa e ai numerosi tifosi Granata il nuovo tecnico dell'Empedoclina che parteciperà al prossimo campionato di promozione. Si tratta dell'ex bomber di Agragas, Messina, Cosenza, Martina, Taranto, Como, Cosenza, Giuseppe Gambino, classe 84, 200 gol in carriera, che di recente ha conseguito il patentino di allenatore. Per quanto riguarda l'Agragas, la società sta completando l'organico organizzativo tecnico. È arrivato infatti in questi ultimi giorni il nuovo segretario generale. Si tratta di Flavio Bellomo, proveniente dalla San Cataldese. Inoltre, Cristiano Modestino sarà il nuovo fisioterapista. Quest'ultimo è laureato in scienze motorie e specializzato in recupero, infortuni e massoterapia. Mentre poi Marta Passarello si occuperà delle public relations della società biancazzurra. Dalla prossima settimana invece si lavorerà per la formazione della rosa dei calciatori, che sarà messa a disposizione del tecnico Coppa per la prossima stagione di Serie D 2023-2024. Sono invece andati via alcuni giocatori simbolo della scorsa stagione. Garufo infatti si è casato con la Profavara, Neri e Barrera Lanisse, e si vocifera che anche Santiago Pavisic possa vestire la maglia granata dell'ambiziosa Empedoclina. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione augurandovi una buona serata.